Speriamo che non suonino. Infatti io non ne trovo uno, ma di solito non suona mai. Buonasera e benvenuti. Allora, presentiamo questa sera il restauro di una piccola ma preziosa raccolta di orologi. Sono soprattutto di manifattura francese, sono datati al Settecento in parte e alla prima decina degli anni dell'Ottocento gli altri, e sono stati restituiti di recente alle stanze e all'uso per cui erano stati acquistati dai membri della famiglia Querini Stampaglia. Restituiamo quindi questi oggetti ai loro luoghi originari, a questo museo che abbiamo voluto allestire come una casa museo, una casa speciale, la casa dei Querini Stampaglia. Tutto quanto è esposto nel nostro museo, escluse alcune opere che sono state acquistate dalla Fondazione nei primi anni del Novecento, è infatti appartenuto ai Querini e si presenta quindi come uno straordinario esempio di collezionismo di una famiglia patrizia veneziana. Mi piace e sono lieta, anzi, di ricordare che il restauro degli orologi è stato possibile grazie alla collaborazione di AXA Assicurazioni, ma soprattutto grazie al generoso contributo della Regione del Veneto, con la quale la Fondazione Querini Stampaglia ha una bellissima consuetudine, chiamiamola così. Sono infatti moltissimi gli interventi che la Regione del Veneto, la cui rappresentante è vicino a me ed è la dottoressa Fausta Bressani, a cui cederò la parola tra poco per un saluto. Sono moltissimi, dicevo, gli interventi che abbiamo potuto realizzare nel museo e non solo nel museo, grazie alla collaborazione intelligente della Regione del Veneto. Solo alcuni esempi: la pianta del De Barbari, il salotto dello Iappelli, la guida breve del museo, ma poi anche, insieme alla soprintendenza, il restauro di Carlo Scarpa e il nuovo ingresso della Fondazione da Campo Santa Maria Formosa. Il restauro è stato poi affidato ad Open Care dopo un'accurata indagine ed è stato, grazie, devo dire, ai loro studi, alle loro cure e alle loro competenze, che sono stati rimessi oggi in funzione. Marisa Domine, storica dell'orologeria meccanica e appassionata conoscitrice di questo mondo, ci ha dato importantissime informazioni sulla nostra raccolta, sulla nostra collezione e sulla storia affascinante di questi oggetti straordinari. In occasione poi di questa presentazione al pubblico, di questo intervento, di questo restauro, così come ormai tradizione per la Fondazione Querini Stampaglia, abbiamo chiesto ad un artista di oggi che è qui presente, Mauro Sambo, di interpretare la presenza di questi oggetti in questo luogo, ma anche la loro storia, la loro provenienza, le loro origini. I fili che ci legano a Mauro Sambo partono da lontano. È stato tra gli artisti prescelti da Giuseppe Mazzariol per una partecipazione a Kassel nel 1987 e nel 2002, con una mostra site specific, ha interpretato proprio lo spazio che Giuseppe Mazzariol era riuscito a far realizzare a Carlo Scarpa. Mauro Sambo è uno degli artisti di Conservare il Futuro, questo progetto che dal 2000 la Fondazione, quindi da oltre 15 anni, la Fondazione porta avanti, curato da Chiara Bertola, che è il curatore per l'arte contemporanea della Fondazione Querini Stampaglia, e che ha coinvolto negli spazi del palazzo, in tutti gli spazi del palazzo, al terzo piano, dentro il museo, nell'area Scarpa al piano terra, artisti nazionali ed internazionali. E se voi visitate il museo, e vi ricordo che alla fine di questa conferenza straordinariamente il museo sarà aperto proprio per permettervi di vedere questi bellissimi oggetti, di assaporare l'opera di Mauro Sambo, ma anche di vedere
di nuovo queste stanze affascinanti, raccolte ma di straordinario impatto anche emotivo, costellate poi dalle opere che gli artisti che hanno lavorato con noi in questi oltre 20 anni hanno donato alla Fondazione. Le conoscenze di Marisa Adomine, le informazioni sul restauro di Open Care, il lavoro di Mauro Sambo con le fotografie di questi bellissimi oggetti sono state pubblicate in un libricino della collana Ricordi che trovate disponibile presso il nostro bookshop. Desidero quindi ringraziare tutti gli attori di questa bella storia e in particolar modo i nostri 2 conservatori, Babette Trevisan ed Elisabetta Dal Carlo, alle cui cure quotidiane si deve il ticchettio degli orologi e il suono delle ore, delle mezz'ore, in un caso anche dei quarti d'ora che riempiono le stanze del nostro museo con eleganza e discrezione. Grazie a tutti quanti. Lascio la parola a Fausta Bressani. Grazie, un saluto a tutti, grazie al direttore della Fondazione, al Presidente, di aver voluto come sempre del resto la vicinanza della Regione anche nei momenti di restituzione al pubblico, alla collettività delle iniziative che grazie ai fondi della Regione si riescono a realizzare. Non sempre questo accade e mi riferisco al momento della restituzione, magari ci sono anche delle realtà che lavorano bene per la conservazione del patrimonio, poi però magari non hanno la stessa cura che invece dimostra di avere questa fondazione proprio alla restituzione alla collettività, cioè a far capire a tutti intanto come vengono usati i fondi pubblici. Per noi questo è importante, e per noi come istituzione, diciamo, e di far capire quali sono anche le problematiche della conservazione del patrimonio. Un momento come oggi è un momento che ci farà capire qualcosa di più anche sui problemi di conservazione che lo straordinario patrimonio che abbiamo nel nostro territorio regionale e nazionale comporta. Però quello che la Fondazione riesce anche sempre a fare è coniugare questa attività attenta di monitoraggio del proprio patrimonio, di individuazione dei beni su cui agire. Prima ha fatto riferimento il direttore a alcuni interventi a cui abbiamo partecipato anche noi, ma ovviamente non sono solo quelli che la Fondazione cura, di coniugare questa attenzione alla conservazione anche a occasioni di sostegno alla produzione contemporanea. Ecco, questo è un ciclo, quello della conservazione e valorizzazione, ma arricchito anche da un'occasione per la produzione artistica contemporanea, che pure non è facile da trovare. Nella nostra mentalità c'è molto più forse attenzione alla conservazione che non allo stimolo alla produzione artistica, e è vero che noi abbiamo un grandissimo patrimonio, ma se non si continua a produrre resta tutto cristallizzato. Quindi questa capacità anche tutta italiana, no? di cui anche tanto si parla, no? Quando si parla del legame fra cultura e produzione, fra cultura e sviluppo, e ha molto a che fare anche con la produzione artistica. Quindi io di questo riconosco e voglio riconoscere pubblicamente alla Fondazione, e di questo come istituzione ringrazio la Fondazione di essere grande interprete, insomma, di questo meccanismo complesso. Grazie.
Chiedo a Babette Trevisan, responsabile dei servizi del museo, e ai nostri relatori di avvicendarsi al tavolo. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti alla Fondazione. Nel 2005, grazie a un importante contributo dell'8 per 1000, la Fondazione ha avuto la possibilità di intervenire nel nostro museo con un importante intervento di restauro. Un intervento di restauro che ci ha permesso di realizzare un restauro conservativo da un lato sugli apparati decorativi del museo, quindi gli apparati, gli affreschi, gli stucchi, dall'altro anche all'impiantistica, quindi abbiamo avuto modo di realizzare i nuovi impianti di climatizzazione, di illuminazione, impianti legati alla sicurezza. Questo momento di restauro, che ci ha permesso in realtà di realizzare solo una parte del museo, quindi la stecca che si affaccia sul canale per chi conosce il museo, ci ha dato anche la possibilità di ripensare ad un nuovo allestimento del museo. Negli anni 90, infatti, quindi qualche anno prima, da un lato per le nuove esigenze di tipo museografico, dall'altro in realtà spinti dalla nuova normativa sulla sicurezza dei luoghi pubblici, il museo della Fondazione, l'appartamento appunto al secondo piano, era stato in qualche modo musealizzato, forse un po' troppo, permettetemi questo termine. Quindi nel 2005, quando abbiamo rimesso mano a tutto il museo, abbiamo pensato di rivedere, quindi fare una riflessione ulteriore sul riallestimento stesso, e abbiamo deciso di riportare il più possibile quell'appartamento, ricreare in qualche modo la vecchia atmosfera che si respirava nella casa dei Querini Stampaglia. Quindi l'idea era quella di riproporre l'atmosfera dell'antica dimora storica di una famiglia veneziana. Quindi siamo intervenuti a volte anche in modo un po' pesante e spesso anche in modo che potrebbe essere, a detta di qualche visitatore, criticato. Ossia, innanzitutto siamo intervenuti sugli apparati di illuminazione. Negli anni 90 avevamo messo tantissimi faretti perché era importante far vedere le opere d'arte con una certa luce, ma ci siamo resi conto che questo toglieva in qualche modo quell'atmosfera della casa, per cui abbiamo tolto i faretti e abbiamo aggiunto il più possibile dei lampadari, ovviamente d'epoca, che da un lato ricreavano questo ambiente, però dall'altro toglievano in qualche modo questa visione più accurata delle opere. Siamo intervenuti poi sulle didascalie. Negli anni 90 si erano aggiunte tutte le singole didascalie attaccate alle opere d'arte e abbiamo pensato che in una casa le didascalie non ci stavano bene, per cui abbiamo tolto tutte queste etichette di plastica e abbiamo però fornito ai nostri visitatori delle schede di sala che potevano essere un ottimo strumento di informazione. Abbiamo ridipinto le pareti, quindi da bianche, perché erano tutte assolutamente bianche, le abbiamo ridipinte con colori pastello, e laddove era possibile siamo addirittura intervenuti riposizionando delle tappezzerie di seta, ovviamente tappezzerie moderne però su disegno antico, e abbiamo risistemato le tende, creato le code, insomma abbiamo cercato di ricreare, ripeto, questa atmosfera che in qualche modo caratterizzava il nostro museo, perché appunto quello era un appartamento di famiglia. In quest'ottica abbiamo fatto delle ulteriori riflessioni e ci siamo resi conto che era fondamentale aggiungere anche qualche arredo in più,
per cui siamo andati a controllare nei nostri depositi e abbiamo tirato fuori gli arredi più belli e abbiamo aggiunto anche suppellettili in più, quindi abbiamo aumentato il numero dei pezzi di Sèvres esposti, abbiamo aggiunto degli oggetti, proprio per cercare di ricreare questa atmosfera. A questo punto ci siamo resi conto che anche gli orologi potevano essere un elemento fondamentale all'interno di questo percorso, all'interno di questo itinerario. E quindi ci siamo subito guardati intorno, ci siamo resi conto però che lo stato conservativo di questi pezzi era piuttosto precario, cioè versavano tutti in un cattivo stato conservativo. Pensate che addirittura non erano tutti esposti. Uno degli orologi, che è il pozzetto che poi vedrete in camera da letto, era ridotto talmente male che non era nascosto, incartato nei nostri depositi. Dicevo, lo stato conservativo era precario, chiaramente presentavano dei problemi per quanto riguarda la parte dei materiali, quindi il legno aveva parecchie tracce, ovviamente vecchie, però di insetti xilofagi, i vetrini erano rotti, alcuni orologi erano carenti di pendole e di pendolo e di lancette, le porcellane erano rovinate e i bronzi erano praticamente completamente ossidati. Quindi questa era una prima difficoltà. L'altra difficoltà invece era legata al meccanismo. Questi erano orologi che non suonavano e non funzionavano da secoli, per cui dovevamo trovare un'azienda, un restauratore o più restauratori che potessero intervenire sia sui materiali ma sia anche sul meccanismo. Abbiamo iniziato quindi una ricerca a livello nazionale consultando gli altri istituti culturali che possedevano orologi e strumenti scientifici. Ci siamo rivolti quindi al Museo della Scienza di Firenze, al Pol di Pezzoli di Milano, che è una bellissima collezione, al Palazzo Reale di Napoli e ad altre istituzioni. E dopo aver raccolto numerose informazioni abbiamo optato per l'azienda che ci sembrava più adatta a questo tipo di intervento. E abbiamo quindi deciso di affidare l'incarico ad Open Care, che poi appunto presenterò nel dettaglio, il quale aveva all'interno delle competenze miste, quindi delle competenze sia per la parte legata appunto ai materiali, all'estetica di questi oggetti e dall'altro anche alla meccanica. Contemporaneamente abbiamo anche cercato ovviamente qualcuno che ci potesse aiutare nella ricerca e nello studio di questi strumenti, perché essendo appunto oggetti particolari bisogna avere delle competenze molto specifiche e fortunatamente siamo riusciti appunto a incontrare la dottoressa Domine, che poi vi presenterò, la quale si è resa subito molto disponibile e ha studiato per conto nostro questi strumenti e sarà assolutamente interessante oggi ascoltare quello che ci racconterà di questa bellissima collezione. Ovviamente questo lavoro ci ha permesso anche di iniziare a guardare con occhi diversi i nostri inventari. Solitamente la nostra attenzione era rivolta prevalentemente alle opere d'arte, quindi ai dipinti, alle sculture, e non avevamo mai guardato con occhi critici a questi oggetti. E quindi ci siamo messi a studiare gli inventari e abbiamo visto che nei nostri inventari venivano molte volte citate orologi, quindi ce n'erano probabilmente molti di più. Però venivano citati in modo molto sommario, quindi orologio in bronzo da tavolo, orologio in bronzo da tavolino, orologio da giardino, quindi c'erano tipologie diverse ma descritte in modo molto sommario, quindi per noi diventava difficile capire a quali orologi effettivamente corrispondessero. In realtà per uno solo siamo riusciti a ricostruire la storia ed è la lira, è un orologio forse il più antico che possediamo nella nostra collezione ed è un orologio che Alvise Querini acquistò a Parigi mentre era ambasciatore. Sappiamo che Alvise era stato l'ultimo ambasciatore di Venezia a Parigi e durante il suo soggiorno ha acquistato questo orologio e abbiamo proprio ritrovato la fattura tra i nostri documenti, l'acquistò in un famoso negozio di antiquariato a Parigi, per cui su questo abbiamo fortunatamente trovato l'informazione corretta che ci ha permesso di ricostruirne la storia, quindi acquistato a Parigi, portato a Venezia e poi sappiamo che nel suo testamento lasciò scritto anche che lo lasciava alla moglie, quindi era particolarmente legato a questo oggetto.
Ecco, sugli altri orologi purtroppo non abbiamo trovato informazioni particolari. Fortunatamente la dottoressa Domine è riuscita comunque a studiarli e a fornirci delle informazioni in più che appunto, su cui appunto adesso lei ci racconterà in modo più dettagliato. Marisa Domine è una studiosa e è una storica dell'orologeria meccanica. Pensate che lei si è laureata in ingegneria elettronica, quindi una formazione abbastanza diversa, ma è figlia di un collezionista e più di 40 anni fa ha iniziato con questa passione nei confronti appunto degli orologi e quindi si è formata in questo senso. Lei ha al suo attivo numerose, pensate più di 150 articoli ovviamente sull'argomento, ha scritto numerosi volumi e oggi riveste molte cariche importanti. Ne ricorderei solamente alcune. Lei è perito per le arti decorative e per l'orologeria antica e moderna presso il Collegio Lombardo dei Periti Esperti e Consulenti, è consigliere dell'Associazione Italiana Cultori di Orologeria ed è presidente del Registro Italiano Orologi da Torre. Ecco, una cosa che tengo a sottolineare, è proprio una chicca, è che lei ha scoperto e studiato l'orologio di Chioggia, che è appunto risalente al 1386 ed è l'orologio più antico al mondo che si conosca, per cui ovviamente anche questo merito. Oggi lei dirige il Dipartimento di Orologeria di una nota casa d'asta italiana. Non ruberei altro tempo, lascerei a Marisa subito la parola in modo che ci racconti la storia degli orologi e la storia dei nostri orologi. Grazie infinite Babette. Se possiamo passare alla prima slide, chiedo alla regia se ci dà lo start. No. Un attimo soltanto. Eccoci qua. Allora, naturalmente grazie per prima cosa alla Fondazione Querini Stampalia per aver pensato a me, per avermi permesso di percorrere insieme a loro questo tratto di strada sulla via del recupero di orologi che sono particolari perché non nascono come collezione di orologeria, non sono messi uno a fianco all'altro giustapposti dalla passione di un singolo compratore innamorato dell'arte dell'orologeria, ma sono orologi che furono comperati nei decenni dagli esponenti di una nobile e importante famiglia per la propria fruizione, quindi per essere collocati negli ambienti della propria bellissima casa e per essere utilizzati come indicatori del tempo. Abbiamo voluto con Babette dare una sorta di titolo a questo mio brevissimo intervento, che è Ore aristocratiche, per ripercorrere velocissimamente un po' la storia di come il tempo, la misura del tempo, è entrata nelle case delle persone. Naturalmente questo è soltanto uno schizzo di un movimento d'orologeria, fra l'altro di un orologio portatile da portare addosso. Ciò che non dobbiamo dimenticare era che se all'inizio si è cominciato a misurare il tempo con il sole, la luce, l'ombra e con le meridiane, ben presto l'umanità riuscì a congegnare orologi che fossero in grado di funzionare anche indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, quindi orologi che potessero dare un'indicazione oraria anche la notte o in assenza di sole. I primi orologi meccanici, quindi dotati di ingranaggi ma azionati dall'acqua, risalgono addirittura all'epoca ellenistica, al III secolo a.C. e secondo Vitruvio, che ce ne dà abbondante descrizione, vanno ascritti al genio di Ctesibio, che è stato questo grandissimo ingegnere e tecnologo dell'epoca ellenistica. Ma senza voler andare così lontano nel tempo, pensiamo che gli orologi azionati con i pesi, quindi quelli che conosciamo e che iniziarono probabilmente a vivere in Europa intorno al XII-XIII secolo, con ogni probabilità in ambiente monastico, avevano uno scopo ben preciso: dovevano dare il tempo a una piccola o grande comunità
di monaci che però vivevano secondo un ordine, secondo una regola. Per loro il tempo esatto in cui compiere determinate azioni era cosa importante, per cui proprio nei monasteri cominciarono a nascere questi segnatempo meccanici, interamente meccanici, senza più l'utilizzo dell'acqua come propulsore o come fonte di energia. Allora, visto che siamo in una casa che è casa d'arte, in mezzo appassionati d'arte, ho pensato che vi potesse far piacere vedere una delle più antiche raffigurazioni di un orologio destinato alla privata fruizione, perché gli orologi dei monasteri o quelli delle torri, dei campanili, erano orologi per tutti, rintoccavano, segnavano le ore, erano ore di comunità. Erano oggetti costosissimi, perché un orologio era, nel tardo medioevo, quanto di più complesso tecnologicamente l'Europa, il mondo europeo, fosse in grado di produrre. Bene, se erano così costosi per delle comunità, pensate quanto pochi potessero essere coloro che potevano avere un orologio tutto per sé. I primi orologi che entrano tra le mura domestiche hanno questa forma. Vediamo il dettaglio, il quadro splendido è di Botticelli, di Sandro Botticelli, ed è Sant'Agostino nello studio. Nello studio di Sant'Agostino, notate non a caso Sant'Agostino, campione di cultura, di raffinatezza, di sapienza, che sui suoi scaffali, questo è un quadro che ho studiato a lungo con degli amici, sugli scaffali i libri aperti che trovate sono gli elementi di Euclide. Quindi facciamo parte già di un messaggio di scienza ritrovata dell'antichità. In alto sulla mensola compare questo piccolo svegliatore con le 24 ore, le ore italiche, nella ruota oraria, e vi prego di notare che era fisso l'indice e girava il quadrante, e girava in senso antiorario. Per cui questi piccoli oggetti, che avevano sostanzialmente scopo di svegliatori, perché poi in realtà a un'ora prefissata si infilava un piolino, sganciavano una suoneria, ricordavano al fortunato possessore che a una certa ora bisognava fare qualche cosa. Scusate, mi è entrata una slide di OpenCare. Chiediamo aiuto alla regia. Chiediamo aiuto alla regia. Non voglio, aspetta Dani, siamo qua. Ci vuole solo un attimo di pazienza. Ecco, per cui vedete che tra le tante cose preziose per il sapere, per lo studio di un sapiente come Sant'Agostino, non manca la misura del tempo. E non dimentichiamo che Sant'Agostino è colui che ha scritto nelle sue confessioni: il tempo, se nessuno mi chiede che cos'è, so benissimo che cos'è, ma se qualcuno mi chiede di dire che cos'è, io non lo so più. Eppure so che se non ci fosse un passato non avremmo dei ricordi, se non ci fosse un futuro non avremmo delle speranze, e che comunque a noi non resta che un presente inafferrabile, perché Sant'Agostino aveva un grande senso del tempo, e non a caso Botticelli, che era persona di grande cultura, lo colloca vicino a un prezioso segnatempo. Ecco, passiamo a terra veneta, Tiziano Vecellio, questo ritratto di Cavaliere di Malta, naturalmente un uomo poderoso anche nell'aspetto, e che si fa raffigurare, lui che chiaramente è appunto un soldato di Cristo, vicino a che cosa? Vicino a un piccolo orologio domestico. Siamo arrivati al 500, questa è la forma più consueta per gli orologi che, ripeto, solo persone estremamente facoltose potevano permettersi, e ho trovato nell'iconografia dei miei archivi un orologio che non è quello raffigurato da Tiziano, ma è estremamente simile. Si tratta di orologi quasi tutti di fattura germanica, molto spesso venivano dalla zona di Augsburg, e non erano particolarmente preziosi per il materiale impiegato. In fin dei conti si trattava di rame dorato e il meccanismo era in ferro, ma erano preziosi per la difficoltà della loro realizzazione e per il fatto che gli orologiai, ben consci di essere padroni di un'arte rara e difficile, si facevano pagare profumatamente. Ecco, tra magia e scienza, l'orologeria tra il 5 e il 600 incontra questo spirito barocco che pervade l'Europa. Questa strana cosa che vedete è un oggetto di circa 50-60 cm di lunghezza e un po' di più di altezza, attualmente conservato al British Museum, ed era una navicella semovente, al di sotto ci sono delle ruote, che veniva posta dal lettore di Sassonia al centro, a un'estremità delle grandi tavole di parata che faceva quando faceva gli inviti di maggior spicco e di importanza, ed essendo dotata di un meccanismo ad orologeria che tra poco vedremo, quindi di un orologio a bordo di questo galeone,
L'orologio funzionando faceva il suo compito e a un'ora prefissata, anziché dare la sveglia come l'orologino di Sant'Agostino, metteva in moto l'intero meccanismo e la navicella da sola, da tipo robot, attraversava per il lungo l'intera tavolata, sortivano i cortei dei turchi e a un certo momento cominciavano a sparare i cannoncini con grande divertimento. Questo è un dettaglio dove si può vedere nel centro del vascello l'orologetto, il quadrante con l'orologio e la piccola giostra di automi, quindi sono oggetti regali chiaramente, fatti più per stupire che non sicuramente per indicare il tempo. Questo è semplicemente un bellissimo quadrante rinascimentale di un orologio astronomico, quindi di un oggetto di scienza. Questo è un esempio tardo cinquecentesco di un orologio da tavola sempre di produzione tedesca, molto ricco nella decorazione, molto bello. I tedeschi usavano anch'essi la numerazione delle ore doppia, 1, 12, 13, 24, un po' per rispetto all'ora italica in 24, però sempre anche con un'attenzione all'ora astronomica che era comunque calcolata in base 12. Tra le grandi cose di scienza, questo straordinario orologio astronomico di fine Cinquecento, realizzato a Cracovia, ma quando Cracovia era in Prussia orientale e quindi in realtà nella sfera di influenza culturale germanica, che fornisce le posizioni planetarie, l'alzata, il sorgere e il tramontare del Sole, le fasi lunari, una serie di indicazioni astronomiche ed astrologiche, perché le due cose viaggiavano all'epoca sempre di pari passo, ed era naturalmente oggetto da re. E noi in Italia intanto siamo stati tra i primi che hanno dato origine all'orologeria meccanica, proprio il nord-est italiano, secondo una mia particolare personale teoria, però sempre più corroborata man mano che studio dai fatti, abbiamo dato nuovamente vita all'orologeria meccanica, però poi in qualche modo la grande frammentazione dello Stato italiano non ha mai creato corti tanto potenti da giustificare committenze che attraessero o trattenessero gli artisti e gli orologiai più bravi e capaci. Naturalmente una grande corte noi l'avevamo in Italia nel 600, tra 5 e 600, ed era la corte papalina ed era lo Stato della Chiesa. Abbiamo Papa Alessandro VII, che fra l'altro si diletta ed è un appassionato di questa scienza barocca che sta un po' a cavallo appunto anche tra magia, stupore, sorpresa, scienza naturale, eccetera, che a un certo momento ha un problema. Non ridete, però anche i papi possono soffrire di insonnia, e siccome di giorno doveva essere molto presente a se stesso, non erano tempi semplici neanche quelli, a un certo punto decide di indire una sorta di bando e dice che garantirà un privilegio, una sorta, ne diremmo, di brevetto con termini moderni, ma una protezione e una tutela a chi riuscirà a realizzargli un orologio che gli permetta di sapere che ora è di notte senza accendere la luce e senza avere le orecchie perforate dai ticchettini di questi orologi, questi pendoloni seicenteschi, ancora pre-pendolo, qui siamo ancora prima del pendolo. Nascono così gli orologi notturni dei fratelli Campani. I fratelli Campani sono dei geniali costruttori di strumenti scientifici e di orologeria, e dall'unione della capacità artistica degli artisti al soldo, al servizio della corte papale e dal genio dei Campani nascono questi orologi che, se vedete, hanno uno stranissimo quadrante con un numero, si chiamano ore passanti. Questi cerchi si alternano, all'interno c'era una piccola lucerna, e se vi ricordate una quindicina d'anni fa quegli orologi che fecero scalpore di Oregon Scientific che proiettavano sulla parete l'ora di notte, bene, li avevano inventati i fratelli Campani per Papa Alessandro VII. Inventarono una soluzione meccanica geniale con un dispositivo sul quale non vi tedio, che però era in grado di far andare l'orologio senza il tic-tac, cioè funzionava con un principio analogo, ma non c'era il corrispondente rumore che sarebbe poi stato amplificato come cassa di risonanza da questa cassa. Questo oggetto è alto circa 1 metro, per cui immaginatevi anche l'effetto acustico. E poi sulla bellezza della cassa, dei bronzi, delle pietre, dei marmi, dei lapislazzuli, direi che l'immagine parla da sé. I quadranti venivano dipinti dai più insigni artisti che erano in quel momento al servizio della corte del Papa. Alcuni venivano realizzati su lastre sottilissimi di alabastro per lasciare proprio passare la luce del lumino che si trovava internamente, così il Papa vedeva nel silenzio la sua ora flottante passare sul muro davanti, e insignì i Campani non solo di questo ma anche di altri privilegi, per cui furono artisti sicuramente di successo anche grazie alla loro genialità.
Ecco, poi parliamo sempre di orologi domestici, di orologi da interni, è un 600 ormai controriformistico, però senza il fasto della corte romana, ed è quello che troviamo in Francia. Come diceva un mio antico docente, i francesi, pur se cattolici, nel cuor loro sono sempre un po' ugonotti. Ecco, queste pendole religiose, che sono pendole di metà del 600, con la cassa molto severa, pur nella bellezza dei materiali. I fregi sono in argento, la cassa è storiata in tartaruga, però come vedete l'effetto è molto sobrio, e sono queste pendole che a metà del 600 troviamo negli ambienti altolocati. E poi arriviamo a Sua Maestà il Re Sole, e arriviamo a André Charles Boulle, uno degli artisti che lui predilesse per la propria corte, che inventò, non inventò, ma diciamo portò ai massimi fasti questa straordinaria tecnica di intarsio misto di metallo e altro materiale, tipicamente ottone e tartaruga, ma anche peltro e tartaruga, argento e tartaruga, argento, peltro e ottone con altri materiali. Questa monumentale e meravigliosa pendola fu realizzata per Luigi XIV. C'è il particolare dell'orologio e è un po' l'archetipo a cui si rifaranno tutte le pendole cosiddette à la boule, quindi con la decorazione, con queste casse in tarso su materiali alternati, e di cui troveremo poi un bellissimo esemplare qui in collezione. Naturalmente definirla regale, si parlava di ore aristocratiche, poi può piacere di più o di meno. Comunque trovate tutta una serie di stilemi nella decorazione che vengono dal grande repertorio dei Bérain, chiaramente, e che saranno poi gli stessi che troviamo in XVI anche all'interno del fondello di metallo dorato del quadrante della nostra bella pendola Duchesne. Non si voleva soltanto dare segni di potere, c'erano anche orologi che volevano divertire. Qui siamo in pieno Luigi XV e questa è una gabbietta con uccellino che si appendeva in alto, tant'è vero che l'orologio è sotto perché le persone dal basso potessero vedere l'ora. Nella fascia colorata e con i piccoli medaglioni in smalto è contenuto il meccanismo dell'orologio e un meccanismo di carillon che alle ore prefissate aziona anche l'uccellino, che è un automa con le piume vere, e comincia a cinguettare o muovere le ali secondo 6 o 7 motivi diversi, e sono queste piccole cage a l'oiseau sifflant o cose del genere, sifflant, e che godranno di una straordinaria popolarità naturalmente nelle poche case di coloro che potevano permettersele. Uno bellissimo è conservato alla Reggia di Caserta, sempre di produzione francese. Per chiudere la carrellata con un orologio di un periodo analogo alla più recente tra le pendole che noi abbiamo nella collezione Quirini Stampalia, una piccola, si dicono tecnicamente pendole, simpaticamente pendole, un piccolo orologio da appoggio di gusto impero, con il suo ritorno all'antichità classica, con questa figura che gioca con il cane e con una piccola dimensione, una sobrietà che la rende chiaramente un bellissimo oggetto di pregio per la qualità del bronzo, eccetera, però lontana da quei fasti che abbiamo visto di Luigi XIV o da quella regalità espressa con ostentazione di alcuni esemplari precedentemente illustrati. Ecco, essendo a Venezia mi sembrava divertente questa immagine che ho recuperato dal mio repertorio, ed è un dipinto, un olio su tela di William Gay, degli inizi del Novecento, e raffigura una delle sale, la stanza delle cineserie del Museo Correr, dove dentro c'è una splendida pendola settecentesca che chiaramente fu commissionata con una decorazione della cassa, con ogni probabilità all'H alla chinoise, en pendant con il decoro degli arredi, perché man mano che ci allontaniamo dai primordi dell'orologeria meccanica e veniamo a epoche più vicine a noi, avanza anche la tecnologia, sempre di più si è in grado di realizzare con minore difficoltà gli ingranaggi, tutte le parti meccaniche, sono a disposizione materiali sempre più selezionati, sempre migliori, e quindi relativamente l'orologio, pur sempre essendo un bene costoso e destinato a una committenza facoltosa, diventa un oggetto non più così rarefatto, e praticamente non esisterà tra 7 e 800 dimora signorile o casa o ambiente importante di rappresentanza che non considerasse al proprio interno la presenza di uno o più orologi, e il Museo Correr chiaramente non farà eccezione.
Ecco, veniamo adesso a dire due parole sugli orologi presenti nella Fondazione Querini Stampalia, partendo da questo di cui nella mia immagine io ho soltanto la parte dell'orologio vero e proprio, ma che poi vedrete in museo è corredato dalla propria mensola originale. È l'unico degli orologi in fondazione destinato non a essere appoggiato su un piano, ma a essere a parete, e sono quelli che si chiamano cartel d'applique in francese, sono questi orologi monumentali, l'insieme tra la sommità della figurina in bronzo sovrastante e la parte inferiore della mensola, penso misuri circa 130-140 cm, si tratta di una grande pendola monumentale risalente alla prima parte del XVIII secolo. L'artista Jean-Baptiste Duchesne, che la realizzò e che la firmò, fa parte della dinastia dei Duchesne, che contò numerosi orologiai di tutto rispetto. Jean-Baptiste sappiamo che era attivo a Parigi intorno al 1723. Per gli artisti francesi, molto più che per gli italiani, quando dico artisti intendo gli orologiai, si riesce a avere informazioni sul loro periodo di attività e sulle loro sedi, perché in Francia, come in Inghilterra e come in Germania, gli orologiai erano organizzati in corporazioni. L'essere membri di una corporazione richiedeva l'esame d'ammissione e dava la maîtrise, quindi anche le tappe iniziatiche di questo percorso che portava il giovane aspirante fino al conseguimento di titolo di maestro erano sempre registrate, e laddove si sono conservate, in Francia spessissimo lo sono, le carte, gli archivi, le registrazioni, riusciamo un po' a seguire la vita e gli spostamenti, perché poi dovevano anche dichiarare dove avevano bottega, dove avevano atelier, dove vendevano, se adoperavano o meno terzisti nelle loro produzioni. Sempre in queste pendole non dimentichiamoci che la firma dell'orologiaio si riferisce alla parte meccanica. Chi faceva la cassa era un altro tipo di artista, il cassaio, e dalla collaborazione, dal connubio della cassa giusta con l'orologio giusto, naturalmente nasceva poi l'orologio finito, che normalmente veniva venduto e trattato da chi faceva la meccanica, quindi l'orologiaio diventava anche un po' il commerciante dell'oggetto finito. L'orologio veniva vestito con una cassa adeguata, ma poi veniva venduto dall'orologiaio, che ne era anche firmatario. Ecco, il dettaglio che vedete è il dettaglio della cimasa, della parte superiore del bull, dove si può vedere come c'è questo contrasto tra il metallo, che in questo caso è ottone, e la tartaruga, che costituisce la parte scura della decorazione. Questo è un particolare del quadrante, e qui ritrovate, se guardate in alto, vedete il lambrecchino, l'ambrequin, tipicamente Luigi XIV, sotto c'è il gallo, simbolo solare, e poi non ci dimentichiamo che il gallo evoca il sole, il rimando a Re Sole. È un orologio Luigi XIV come epoca, ma se osservate la forma della cassa, che in francese comincia già a venire detta cassa a violino, notate un accenno alla sinuosità delle forme che è già tutto un preludio a quel Luigi XV, a quel rococò, che poi scioglierà, stempererà la forma, che chiaramente ha completamente dimenticato quella severa cassa di religieuse, che pure è distante non più di 40 anni dal punto di vista cronologico da questa cassa, che già ha un tripudio di sensualità e di forme. Abbiamo in collezione 2 orologi dello stesso orologiaio, cosa abbastanza rara, e poi rara per il fatto che si tratta di un buon orologiaio citato nei repertori, ma del quale non sono sopravvissute molte opere. Forse non aveva una produzione molto ricca, forse è stato soltanto bersagliato dagli strali del tempo, ma Michel Pierre Barancourt, che aveva bottega a Parigi e che acquisisce la maîtrise nel 1773, si trova ad operare in piena epoca, direi di Luigi XVI. L'orologio fa in realtà parte di un trittico, cioè l'elemento centrale al quale fanno pendant dalle parti 2 piccoli candelabri negli stessi materiali realizzati dallo stesso cassaio che ha realizzato l'involucro, ed è un orologino francese di queste dimensioni che suona le ore, le mezze, e che ha un piacevolissimo richiamo classico nella mezza colonna, che quindi richiama l'antichità, e sopra ha una simpatica simbologia, perché il putto con le alucce chiaramente è un amore che con una mano non disprezza né vuole scacciare, ma soltanto
quasi zittisce, quasi tiene un attimo lontano da sé una sfera armillare, che è il simbolo dell'astronomia e della scienza, e dall'altra porge il serto dall'oro alle colombe, che sono chiaramente portatrici d'amore. Quindi l'amore chiaramente sceglie l'amore e non sceglie i rigori della logica e della scienza. E con questo piccolo messaggio Michel-Pierre Barancourt ci regala una deliziosa pendola con un classico movimento alla francese, del tutto pregevole. Vi prego di notare che le ore cominciano a essere segnate con cifre arabe e non più con le cifre romane. Alla fine del Settecento c'è questo trapasso tra la numerazione tradizionale con numeri romani, perlomeno da noi in Italia e in Francia, e si comincia a numerare con i numeri arabi, mentre invece in Germania avevamo questa doppia numerazione, cioè il cerchio delle ore era segnato da 1 ai 12 in romano e internamente venivano incise le cifre da 13 a 24, però con numeri arabi. Sempre di Michel-Pierre Barancourt abbiamo un altro curiosissimo orologio di forma non ignota, nel senso che qualcun altro in letteratura è presente ma è estremamente rara, e che è l'orologetto inserito nel pozzo. Anche qui, quanto siamo lontani dalla volontà di stupire o di dare un effetto di parata del grande notturno dei fratelli Campani per il Papa. Cioè, questi sono oggetti destinati a una fruizione domestica per camere eleganti e signorili, ma soprattutto godute e fruite dalle persone che abitano nella casa. Non vogliono stupire nessuno, sono oggetti raffinatissimi per persone raffinate. In questo caso l'orologio è inserito nel tamburo di quello che vuole imitare essere la carrucola intorno alla quale si avvolge la fune per tirare su l'acqua del pozzo con il secchiello, chiaramente. Ecco, questa è la pendola a lira di cui parlava la dottoressa Trevisan, di cui abbiamo una notazione proveniente dagli scritti d'archivio, e questa pendola ha una storia travagliata, nel senso che viene sicuramente acquisita, è quella a cui fa riferimento la corrispondenza di cui si è trovato traccia, è un bellissimo orologio, un bellissimo oggetto dal punto di vista della cassa, che è in pieno stile Luigi XVI, anche se in alto ha ancora delle reminiscenze precedenti, però le aquile col becco ricurvo, i serti di alloro alla base, il piedistallo in marmo bianco, l'utilizzo del bronzo dorato al mercurio in questa forma così raffinata, lo fanno già un oggetto che la pone alla fine del Settecento, e anche il quadrante con le ore, con le cifre arabe, soltanto che questa pendola è azionata da un movimento che ha 50 anni di più. Il movimento porta la firma di Nicolas Hanet, che è stato un grande orologiaio francese degli inizi del Settecento. È un movimento di ottima qualità, però evidentemente aveva perduto la propria cassa e era troppo bello per essere gettato, e quindi anche un tempo non si buttava quasi via niente. Chi realizzò la cassa pensò di azionare poi le lancette attraverso questo movimento. Quindi l'oggetto è un oggetto ibrido dal punto di vista della classificazione, perché monta una meccanica precedente rispetto all'epoca della realizzazione della cassa. Ecco, questo probabilmente è il pezzo forte della collezione, è la bellissima pendola con il carro di Diana trainato dalle ninfe a firma Manfredini. Manfredini erano dei fratelli bolognesi molto abili sia nella realizzazione di orologi che nella realizzazione di gioielli, e avevano anche al loro attivo diciamo, capacità e competenze come bronzisti. Questi Manfredini bolognesi vennero invitati e sollecitati dal governo napoleonico di Milano, in particolare da Eugenio di Beauharnais, a installare, ad aprire un atelier di produzione di oggetti preziosi, orologi, bijou, bronzi d'arte in Milano, che non vi dimenticate sotto Napoleone era capitale della Gallia Cisalpina. Quindi con l'aiuto, gli auspici e anche il finanziamento di Eugenio di Beauharnais e della corte napoleonica sita a Milano, i Manfredini aprirono questa manifattura, che venne detta manifattura Eugenia o dell'Eugenia a seconda degli scritti, comunque in ossequio a Eugenio di Beauharnais, e siamo intorno al 1807. La manifattura non ebbe vita lunghissima perché purtroppo Francesco Manfredini, che era un po' soprattutto per la parte di orologeria il deus ex machina, morì tristemente ancora in giovane età.
Poi naturalmente con il congresso di Vienna tutto ciò che sapeva di napoleonico, diciamo, non era estremamente di gusto per il palato austriaco, che venne poi a sostituirsi al potere, e purtroppo la manifattura ebbe vita breve, però fin quando ci fu produsse bellissime cose. La pendola è una pendola monumentale, si distingue per la qualità dei bronzi, guardate il modellato della Diana e la bellezza anche dei fregi che ornano il plinto in marmo verde, e utilizza il soggetto con il carro di Diana passante, quindi visto di infilata, con un artificio che era caro a molti bronzisti, anche a Thomire stesso, nella realizzazione di orologi francesi dell'epoca, ed è quello di usare come quadrante una corona circolare di smalto che è nella fascia esterna della ruota del carro, poi dei raggi iperdecorati naturalmente ornano il centro di questa ipotetica ruota, e si riesce a intravedere al di là dei raggi il meccanismo internamente. Questa cosa ha una sua importanza per il fatto che il meccanismo è molto esposto, quindi anche alla polvere, ed è una causa di, diciamo, invecchiamento precoce delle pendole che adottano questa soluzione. Estremamente piacevole, accattivante, però fragile dal punto di vista della conservazione. Bene, io non vorrei annoiarvi ulteriormente, non posso che dare naturalmente esprimere il mio più cordiale ringraziamento a tutto lo staff della Fondazione Querini Stampalia, in modo particolare a Babetta Trevisani e a Elisabetta Dal Carlo, che mi sono state molto vicine e con le quali abbiamo avuto, spero, almeno da parte mia, io ho avuto il piacere di collaborare con loro e spero di non averle tormentate a volte con i miei perfezionismi quasi maniacali. Devo naturalmente ringraziare mio marito Daniele Pons, perché lui è l'artista della parte grafica delle mie presentazioni e soprattutto per l'amore con cui mi sopporta e condivide tutte le mie ricerche. Grazie a voi. Grazie Marisa. Grazie Marisa, è stato anche per noi molto interessante collaborare con te, abbiamo imparato un sacco di cose e quindi ti ringrazio sia a nome mio, a nome di Elisabetta e di tutta la Fondazione e speriamo di avere occasione di collaborare ancora. Non abbiamo altri orologi, però abbiamo nei depositi altri strumenti scientifici, per cui speriamo che sia la... E ho visto un bellissimo quadro che raffigura una sala di Palazzo Ducale con degli orologi e penso che possa essere lo spunto per farci una bella ricerca insieme. Grazie a voi tutti. Grazie mille, grazie a te. Bene, salutiamo Marisa e Daniele e ringraziamo per il loro intervento. E ora passerei la parola ai rappresentanti di Open Care. Open Care è un'azienda che ha sede a Milano, presso i vecchi frigoriferi milanesi, e è un'azienda leader nel settore proprio, nel settore del restauro, della valorizzazione e del patrimonio artistico. Come vi dicevo, la scelta non era facile perché si trattava di trovare delle competenze diverse, e in Open Care devo dire che abbiamo trovato effettivamente un partner importante. Vorrei ringraziare quindi i restauratori che per primi si sono messi appunto a lavorare sulla nostra collezione, per prima Isabella Villafranca Soisson, che purtroppo questa sera non ha potuto essere presente, ma che ringrazio comunque e saluto e porto anche i saluti suoi a tutti voi. Lei è direttrice del Dipartimento di Conservazione e di Restauro ed è stata coinvolta fin da subito nel progetto. Abbiamo qui invece presenti Giuseppe De Gennaro, che è il responsabile del laboratorio di restauro degli arredi lignei, quindi lui ci parlerà proprio dell'intervento che è stato fatto sui materiali, e poi Nello Paolucci, che è invece il responsabile del laboratorio di restauro degli antichi strumenti scientifici. Quindi abbiamo le due competenze diverse. Farei parlare prima Giuseppe in modo che ci racconti quindi gli interventi che sono stati fatti sui legni, sulla porcellana, sui bronzi, ma anche sui vetri e così via. E poi a seguire lasciamo la parola a Nello. Grazie. Funziona? Sì, basta avvicinarsi. Grazie, buonasera a tutti. Giuseppe De Gennaro, come non lo indica il mio nome, sono francese, ma aiuta per la pronuncia di tutti questi orologi che sono tutti di manifattura francese. Allora, come potete vedere, abbiamo 5 orologi
presente nella collezione della Fondazione. 4 di questi orologi sono tutti stati costruiti con gli stessi materiali: il marmo, bronzo dorato e il quadranto in smalto, e anche ogni tanto protetto dal vetro. Uno solo è stato costruito usando il legno. Su questo orologio dopo mi allungherò un pochino. Allora, questo intervento ha coinvolto diverse professionalità, come ha detto Babette, all'interno della nostra azienda. Ognuno si è occupato, diciamo, della sua specialità. Sono stati naturalmente tutti smontati questi orologi per permettere già la prima grande operazione, diciamo, di restauro estetico, la pulitura, perché come possiamo vedere dopo nella nostra presentazione erano molto ossidati e i marmi erano quasi irriconoscibili, talmente erano sporchi. Queste fasi di pulitura sono state eseguite per quanto riguarda il marmo con tensioattivi e per quanto riguarda le parti in bronzo dorato con idonei solventi dopo le nostre solite fasi di prove, o quando era necessario anche con dei sali in concentrazione diverse, sempre in funzione delle nostre prove di intervento. Dopo, la fase molto importante di questo restauro ha riguardato i quadranti, perché i quadranti erano molto lacunosi, avevano diverse zone di vecchi interventi e, come aveva sottolineato Nello, era importante intervenire anche su questa fase qua, su questa parte qua del quadrante, perché la lacuna su un quadrante per un orologio così impediva la lettura dopo globale dell'insieme. Non si può restaurare un orologio senza restaurare anche la parte in smalto del quadrante, e anche qui sono stati fatti degli ottimi interventi. È molto complicato intervenire su un quadrante perché, come vedrete dopo, ci sono state anche delle prove di interventi in precedenza, si è dovuto rimuovere il vecchio intervento per intervenire in modo, diciamo, a regola, con un'integrazione con resina e un ritocco mimetico perfetto. Adesso iniziamo la nostra presentazione, così Nello può approfondire la parte di intervento su ogni parte meccanica degli orologi. Iniziamo. Partirei con l'orologio della ditta Monfredini di Milano. Ecco, io adesso non so se a voi vi arriva l'immagine piuttosto, diciamo, ingrandita, no? Voi vedete questa prima immagine ci fa vedere che l'orologio qui era già stato, diciamo, ripulito di tutte di tutti gli strati di polvere che si erano depositati sopra le immagini e le sculture di questo orologio. Presentava la mancanza di parte dell'arco di Diana. Vedete che l'arco che ha in mano la Diana è solo al 50% del suo sviluppo. Non c'erano le lancette, no? Se voi osservate bene, le lancette non erano presenti. Non era presente la freccia in mano alla ninfa, che poi dopo vedremo in un'altra immagine meglio diciamo, illuminata. E questo orologio in pratica si presentava, anzi anche il meccanismo si presentava in una condizione estremamente precaria, piena di sì, come si può vedere, molto ossidata, molto, diciamo, sofferta, diciamo così, perché oltre ad essere stato diciamo, conservato in un ambiente non certamente adatto alla conservazione di questi oggetti, aveva anche subito diciamo, la sollecitazione nel degrado per l'aria marina, insomma, no? Per l'aria salata che è qui presente. Ecco, questo caso di restauro mi permette di far ben capire che per poter intervenire in un'opera di questo genere non erano competenti, erano necessarie cioè più competenze, perché
la sola competenza dell'orologiaio non avrebbe poi potuto ricreare, diciamo, ricostruire tutte le integrazioni che erano necessarie. E in questa, diciamo, in questo centro di restauro che è Open Care, dove ci sono varie competenze, è stato possibile appunto ricostruire tutte le parti mancanti. Per quanto riguarda la ricostruzione delle lancette, no, proprio perché non esisteva nessuna traccia delle lancette originali, è stato necessario per fortuna andare a vedere un'opera analoga, potrei dire quasi gemella, che si trova presso il Palazzo Isimbardi, sede della provincia di Milano, dove c'è un esemplare perfettamente uguale. Quindi noi abbiamo potuto diciamo, ricopiare le lancette di questo esemplare uguale o simile e quindi ricostruire le lancette che mancavano. In questo modo il restauro si è potuto realizzare in maniera completa, compiuta, no? Come sarebbe necessario fare in questi casi. Perché lo dico non tanto perché sembra un discorso scontato, ma noi abbiamo assistito a più volte a restauri, no? Da parte di orologi, no? Nei quali si è provveduto soltanto alla ripulitura delle superfici diciamo dorate e alla rendere funzionante il meccanismo, ma mantenendo tutte le lacune e le carenze, le mancanze che avevano questi orologi. Invece in questo caso l'orologio è ritornato ad essere pressoché uguale a come quando è uscito dalla sua fabbrica. Ecco, poi passerei alla colonna, autore Michel. Adesso siamo Barancourt. all'orologio Bull. Poi tu? Sì. Ecco, allora va bene, vai tu. Allora, questo è l'orologio di cui mi sono occupato più particolarmente, è l'unico orologio della collezione che è stato costruito con uno scafo in rovere, e su questo scafo in rovere è stata applicata questo famoso intarsio che viene denominato Bull dal nome dell'ebanista, come l'ha specificato la dottoressa Adomine. L'intarsio Bull, come è stato realizzato? Tecnicamente che cos'è? Come viene prodotto? Abbiamo uno scafo, una carcassa in legno di rovere, e su questa carcassa deve essere decorata da legni più pregiati, da una decorazione. L'intarsio come viene eseguito? L'ebanista costituisce un pacchetto. In questo pacchetto c'è una lastra di tartaruga e una lastra di ottone. Su questo pacchetto lui applica un disegno e effettua un taglio con un traforo, segue il segno e ottiene un disegno. Da due lastre si ottiene dunque due possibilità di intarsi, uno con un fondo in tartaruga, con un'applicazione, con un intarsio in ottone, e il contrario. Per questo che spesso, anzi già nel Settecento in Francia, viene denominato l'intarsio Bull. Ci sono due nomi: première partie, quando si tratta del fondo in tartaruga con l'intarsio in ottone, come in questo caso, e la contrepartie, che era meno pregiato perché il fondo era in ottone con solo l'intarsio in tartaruga. Ecco, in questo caso possiamo dire che il nostro cartel è en première partie, è più pregiato. Però il problema di queste costruzioni è che dovevano essere molto, a livello estetico, venivano curati ogni dettaglio, però a livello strutturale purtroppo venivano trascurati. Era importante l'estetica, ma non l'uso. E ci troviamo in questo caso, come spesso, tutti i mobili intarsiati in questa maniera, con uno scafo, una struttura che è stata un po' trascurata, perché è costruita con un legno che non è stato scelto in modo idoneo.
In questo caso potete vedere su questa foto che il legno scelto per realizzare la struttura sono dei tronchetti di rovere, e questi tronchetti di rovere subiscono un ritiro che viene chiamato il ritiro radiale, che parte dal centro del tronco e va ad aprirsi e crea delle fessure. Queste fessure provocano un sollevamento dell'ottone, anche della tartaruga, e il sollevamento è l'inizio di un degrado che può portare alla perdita totale dell'elemento, perché come vediamo sulla foto sotto, l'ottone inizia a sollevarsi, è come una molla. Una volta che si solleva l'ottone, dopo lui non ritorna più nella sua posizione. Questo è un elemento che può essere strappato e può provocare la perdita totale dell'elemento. L'intervento è molto delicato per questi tipi di arredi, di oggetti di arte decorativi, perché bisogna intervenire in modo abbastanza importante, perché in questo caso, vedete, il cartel è stato praticamente smontato completamente in ogni sua parte, perché come potete vedere su questa foto sotto l'ottone cosa ha subito la colla? La colla sotto si è degradata totalmente. C'è un'ossidazione importante dell'ottone più un accumulo di polvere che provoca che la colla perde completamente il suo potere adesivo. Allora bisogna smontare l'ottone in modo molto curato, bisogna pulire ogni parte, sia la parte di ottone che la parte strutturale, per poter dopo reincollare tutti gli elementi con una colla di nuovo proteica. Veniva usato una colla animale per incollare questi tipi di intarsi. Questo, diciamo, è un altro problema con questo tipo di mobile, è l'adesività. C'è un problema di adesione del metallo sul legno che ancora ad oggi non è stato del tutto risolto. Si usava nel Settecento questa colla proteica per incollare metallo su legno. Oggi nel restauro, naturalmente, quando si può, si riesce, va rigenerata la colla originale che fa parte dell'opera, e se si può si mantiene. In questo caso la colla era troppo degradata e ho dovuto usare una colla proteica, come è stato usato nel caso di questo mobile, però recente. Dopo vengono consolidati, ecco, una volta ripuliti dalla vecchia colla, vengono tutti morsettati, tutti i pezzi, uno per uno. Qua si vede una parte di ottone tartaruga in fase di rimozione, e dopo si vedono, diciamo, il cartel in fase di consolidamento, con pressione, con morsette e controforme. Naturalmente non vanno usate delle punte per mettere in pressione le parti in ottone. Ecco, nello livello meccanico. Sì, vai indietro. Allora, qui se vedete, vai su questa pagina. No. Sul bull siamo la seconda, sì. Questo è Manfredini. Devi andare su Manfredini. Aspetta, no, volevo far vedere qui. Il Manfredini di nuovo? Sì, per farlo. Ecco, vedete? Ecco, no. Questo? Ecco, se voi vedete, no, quelli che sono stati pezzi ricostruiti, la parte dell'arco, se vedete questa immagine qui in basso alla mia destra, la freccia che Diana regge, che la ninfa regge sulla mano destra, è un pezzo che noi abbiamo ricostruito, e abbiamo anche consolidato l'immagine di Diana, perché era stata saldata con dello stagno, volgarissimo stagno, invece noi abbiamo rimesso il tirante come era all'inizio. Il meccanismo, come vedete, è stato smontato in ogni sua parte, no? Qui potete vedere tutti i pezzi che compongono il movimento, il meccanismo, è stato tutto ripulito con molta cura, sono stati controllati tutti questi pezzi, le ruote dentate sono state controllate sia nella planarità del loro sviluppo, tutti gli alberi sono stati controllati perché non presentassero
diciamo, o se sono stati rimossi le deformazioni. È stato insomma fatto un lavoro proprio, diciamo, ogni piccolo particolare è stato curato in maniera, diciamo, completa, compiuta. Ecco. Quindi questo è solo per vedere quale lavoro c'è dietro in un movimento di orologio. No? E poi, siamo tornati un attimo indietro sul Manfredini. Ecco, poi se andiamo avanti possiamo vedere, no, qui, prima, dietro. Possiamo vedere quando il lavoro è finito, no? Questa immagine qui. No? Indietro. Ecco, questa immagine è l'immagine completa, no? Dove si possono vedere appunto tutti questi rifacimenti e tutti i pezzi che completano, diciamo, l'orologio in ogni suo particolare. Andando avanti ancora un gradino, qui possiamo vedere il movimento prima di essere smontato in ogni sua parte, tutto l'ossido che presentava nelle varie, diciamo, nei rotismi, negli alberi, no, di questo meccanismo. In queste condizioni l'orologio non avrebbe mai potuto funzionare correttamente e quindi poi è stato rismontato, come vi facevo vedere poc'anzi. Adesso andiamo avanti e possiamo vedere, diciamo, ecco, tutte le fasi dell'orologio, la costruzione, come vi dicevo prima, delle lancette che ha comportato un certo studio, no? E poi il montaggio delle lancette sul suo meccanismo per controllare che funzionasse correttamente e che tenesse anche il tempo, perché questo è molto importante. Poi, se andiamo ancora avanti, noi vediamo, ecco, un altro caso di un meccanismo, questo è la boule, no? Di cui ci siamo occupati per la parte, diciamo, meccanica, anche qui è stato smontato in ogni sua parte, sono state rimosse tutti gli ossidi, tutte le ruggini, tutte le incrostazioni, è stato controllato in tutti i particolari e poi è stato rimontato ed è stato provato prima in bianco senza l'ausilio, diciamo, della molla, no? Per controllare che tutti i movimenti rispondessero correttamente e poi è stato applicato, diciamo, la sua forza motrice e tenuto in prova per alcuni giorni per controllare che la tenuta del tempo fosse corretta con, diciamo, con il tempo reale, insomma, che doveva segnare. Ecco, qui tutta la parte di ebanisteria. Poi andiamo sulla parte di restauro delle ceramiche. Voi vedete che qui c'è un'immagine, ci fa vedere delle ceramiche provvisorie che erano state messe perché le originali si erano perse. No? Queste sono state ricostruite, anche qui da una competente restauratrice di ceramica che ha rifatto tale e quale, no, le ceramiche originali. Qui in questa foto potete vedere, non so se si riesce a vedere bene, sul lato destro del cartiglio c'è una lacuna e sul lato sinistro la lacuna è stata risarcita. No? Sì, non so se si vede lì, però questo è. Qui si fa vedere che vengono lubrificati, nella foto successiva, vengono lubrificati tutti i movimenti con oli adatti, no, per questo tipo di meccanismi. Ecco, poi passiamo a questo orologio, no, in marmo bianco, bronzo. Sì. Ecco, abbiamo dedicato un po' più tempo ai due orologi più significativi e più importanti e adesso ovviamente cercheremo di vedere velocemente gli altri tre, in quanto poi gli interventi di restauro sono tra loro, immagino, molto simili. Sì, sì. Allora qui possiamo solo dire che in questo caso il lavoro del restauratore ha riguardato la pulizia, diciamo, il recupero della doratura, che è una doratura di ottima qualità, una doratura a mercurio che abbiamo cercato di recuperare integralmente. Se poi avrete occasione di vederlo, no, potete notare che la doratura è stata completamente ripristinata, mentre all'inizio questa doratura era degradata proprio per la presenza, come dicevo prima, di polveri e di clima salino. Ecco, qui i pezzi che sono stati smontati tutti, come vedete, no? Insomma è stato fatto un lavoro radicale, no?
da poter rendere, diciamo, il meccanismo e tutto l'insieme dell'orologio com'era, riportarlo com'era quando è stato costruito. Ecco, poi qui, questo è il pozzo, se andiamo a vedere il pozzo com'era adesso, tanto per dare un'idea del suo degrado, ecco, potete vedere il pozzo quando l'abbiamo, diciamo, preso in mano presentava questa situazione di totale copertura di materiale polverulento che si era incastrato, che lo incrostava, lo copriva completamente. Anche qui è stato rimontato, smontato in ogni sua parte, ripulito da questi ossidi, da queste diciamo incrostazioni di polvere, e poi è stato rimontato e reso funzionante. Ma si è trattato di un lavoro molto molto impegnativo. In questo caso c'era anche il vetro posteriore che era rotto in vari pezzi, era fratturato, cioè, e noi abbiamo potuto sostituire questa parte così da poterlo rendere visibile anche nella parte, diciamo, nel retro, insomma, dell'orologio, perché questo è un pozzetto che potrebbe essere benissimo, diciamo, io credo che nell'intenzione del costruttore era prevedibile che lui potesse essere collocato in un mobile da centro, no? Da poterlo apprezzare anche nella parte posteriore. Quindi, come vedete, il lavoro è stato un lavoro molto molto impegnativo, e qui ci siamo trovati di fronte a una lacuna sul numero 3, sull'ora 3, che era stata, diciamo, c'era stato un tentativo di risarcimento, ma l'effetto poi si era dimostrato peggiore della situazione, no? Quindi noi abbiamo, sempre con l'ausilio della restauratrice diciamo delle ceramiche, degli smalti, è riuscita a recuperare integralmente, no, il quadrante. Ecco, e poi anche qui si è trattato di dover smontare tutto in ogni sua parte, ripulirlo. Io vado velocemente verso la conclusione perché mi hanno detto che siamo andati fuori tempo. Ecco, per quanto riguarda la lira, anche lei presentava, diciamo, una situazione della doratura molto precaria, molto ammalorata. Noi qui siamo intervenuti con solventi adeguati per la sua pulitura, per il recupero della doratura originale, no? E quindi è stato poi il meccanismo smontato in ogni sua parte e rimesso in funzione. Mi pare tra l'altro che fosse la lira che era priva di pendolo, sì. E voi ne avete fornito uno dell'epoca, quindi il pendolo che c'è adesso non è quello che possedeva l'orologio, ma è un pendolo dell'epoca comunque dell'orologio. Sì, per cercare di mantenere il più possibile l'originalità del meccanismo, perché ricostruire un pendolo sarebbe stato, diciamo, un modo che noi cerchiamo sempre di evitare, ma che spesso questo non si può purtroppo realizzare, perché fare un pendolo nuovo fa perdere un notevole valore all'oggetto, no? Allora, quindi, grazie Giuseppe, grazie Anello. Ovviamente la Fondazione ha seguito attentamente in continuazione questi restauri, quindi siamo andati spesso a Milano e le scelte sulla pulitura, sull'integrazione dei pezzi è stata fatta ovviamente in accordo con la Fondazione. E a questo punto, una volta restaurati gli orologi, si sono portati a casa e noi pensavamo che il più fosse fatto, e in realtà no, cioè ci siamo accorti che le difficoltà iniziavano proprio in quel momento, quando abbiamo portato gli orologi nelle sale del museo e abbiamo iniziato a farli funzionare, e devo dire che è stato un dramma. Cioè io mi sono spaventata, e così pure anche i miei colleghi, perché ci siamo resi conto che i primi giorni passavamo ore al telefono, in diretto contatto con Opencare e con Nello, dicendo: ma questo orologio sta fermo, quest'altro orologio è avanti di 10 minuti, quest'altro è indietro, questo va troppo veloce, questo non suona. Quindi devo dire che era effettivamente una situazione piuttosto preoccupante, tanto che al momento
Eravamo molto tentati, dopo le prime settimane, di apprezzare il restauro sui materiali, ma tenere fermi gli orologi, perché ci pareva una cosa veramente impossibile, quella di riuscire a gestirli e tenerli al tempo e mantenere il suono al tempo. Per cui dopo un primo momento in cui ci eravamo un po' scoraggiati, invece ci siamo fatti coraggio e abbiamo detto no, il restauro è stato fatto e dobbiamo farli funzionare. Per cui con l'assistenza costante di Opencare, e devo dire che qui devo ringraziare due persone, una è presente in sala che è Domenico Grigoletto, che è un collaboratore sempre di Opencare di Nello, e Paolo Barbieri, che per numerosi lunedì sono venuti in fondazione. Noi lunedì abbiamo il giorno di chiusura e ci hanno veramente accompagnato in questo percorso di formazione, ci hanno insegnato a ricaricare gli orologi, non troppo e non troppo poco, a regolare i pendoli un po' più su o un po' più giù a seconda che l'orologio andasse troppo lento o troppo veloce. Ci hanno insegnato a leggere le ore e a comprendere i suoni di questi orologi, e devo dire che mi ricordo una frase che ha detto Nello e quando mi ha detto al telefono: lei deve immaginare di avere delle piccole creature, sono degli esseri vivi, lei li deve conoscere, comprendere, ascoltare. Quindi di fronte a questa frase devo dire che ci si è aperto un mondo che ci ha permesso poi effettivamente di rimettere in funzione questi orologi, di conoscerli e quindi sapere che alcuni di loro devono essere caricati una volta alla settimana, altri ogni 2 giorni e altri ogni giorno. Quindi ogni giorno la prima cosa che facciamo quando arriviamo in museo è proprio quella di prenderci lo sgabellino e caricare gli orologi. Quindi una volta imparato questo siamo riusciti finalmente a farli funzionare. Questa sera funzioneranno per voi e non solo funzioneranno gli orologi, avrete modo anche di ascoltare la bellissima installazione sonora di Mauro Sambo, che è un artista che appunto è seduto qui a fianco a me e che ha lavorato nell'ambito di un progetto che si chiama Conservare Futuro, che è un progetto che è stato ideato e realizzato ormai parecchi anni fa da Chiara Bertola, che è la nostra curatrice per l'arte contemporanea, un progetto dal titolo 5 orologi, 5 brani e un museo, che adesso appunto Chiara ci presenterà e poi Mauro ci illustrerà, e alla fine avremo modo di ascoltarlo appunto nelle sale del nostro museo. Bene, grazie Babette. Cambiamo tempo, cambiamo ritmo, nel senso che vicino alla presentazione di un fondo così importante di orologi, quindi una parte della collezione del museo, non poteva non esserci il contemporaneo, nel senso che la Fondazione Querini Stampaglia, come sapete, appunto Babette citava prima il progetto Conservare il Futuro, l'idea è proprio questa, insomma, di far sì che nel museo o il museo ogni volta si risvegli o venga in qualche modo approfondito, conosciuto attraverso lo sguardo degli artisti contemporanei. Cioè, secondo me, ma poi non solo secondo me, perché ormai è una cosa molto diffusa questa, è fondamentale che venga in qualche cosa uno sguardo nuovo a rimettere in moto una eredità che abbiamo ricevuto dal passato. Allora c'è questo ossimoro che abbiamo tirato fuori, che è Conservare il Futuro, che è molto, secondo me, calzante, molto bello e teso, cioè riesce a mettere un ponte tra un qualche cosa che arriva dal passato e qualcosa che invece si vuole mettere in moto o si metterà in moto in futuro, ma che però dobbiamo in qualche modo lavorare oggi. E quindi dobbiamo dare fiducia allo sguardo degli artisti, perché producono oggi delle cose che poi dopo in futuro noi andiamo a vedere come il nostro passato. Quindi io ho sempre ritenuto fondamentale questo sguardo, e ogni volta che ho potuto, insieme appunto alla Fondazione, la Fondazione ha abbracciato e amato questo modo che ormai è diventato un po' identitario, no? Del suo modo di lavorare. Infatti oggi siamo qui, presentiamo 5 orologi restaurati in questa maniera amorevolissima e scientifica e fantastica, con studiosi straordinari, e però di fianco abbiamo un artista contemporaneo, cioè quindi una cosa strana, una ginnastica però credo interessante per lo sguardo, per la testa e soprattutto per la nostra sensibilità. Mauro Sambo però è un artista che qui in Fondazione è quasi
di casa, insomma, parte di casa perché è veneziano, ma ha già fatto un progetto, era un lungo viaggio immobile nel 2002 e, insomma, aveva già percorso la biblioteca, gli archivi della fondazione e gli aveva fatto anche lì un progetto relazionato alla storia della fondazione. Quando si è trattato di presentare questi orologi, abbiamo cercato di capire come, ovviamente il lavoro di Mauro mi è arrivato immediatamente davanti, perché Mauro Sambo è un artista che, lo dicevo questa mattina in conferenza stampa, è un artista che frequenta i linguaggi dell'arte contemporanea in una maniera diciamo multipla, entra e esce dai linguaggi, li mette insieme con una straordinaria capacità. Io l'ho conosciuto con il mio maestro Giuseppe Mazzariol e mi ricordo gli incontri con gli artisti. Mauro era stato uno dei primi artisti che io ho conosciuto in università a quell'epoca e quindi con Mauro c'è una consuetudine di lavoro insieme e l'ho visto percorrere, trasformarsi e portare avanti un lavoro che sempre di più, mi sembra, ma poi sarà lui a dirlo, ha varcato delle dimensioni sonore, cioè il materiale sonoro è diventato un qualche cosa per lui, artista visivo, lo ha interessato da un bel po' di tempo. Per cui mi sembrava assolutamente irrinunciabile il fatto di offrire a Mauro Sambo questa possibilità di confrontarsi con un ritmo ovviamente dato dal ticchettio degli orologi. Ecco, io non sono troppo un'esperta di musica contemporanea, però la musica contemporanea ha già ovviamente sperimentato in moltissimi casi il ticchettio, questo ritmo dell'orologio. Ecco, Mauro però lo ha fatto non da musicista, da compositore contemporaneo, ma lo ha fatto da artista visivo. Io questo ci tengo a rimarcarlo, a ripensarlo, perché il suo atteggiamento nei confronti del materiale musicale è totalmente diverso da quello di un musicista. E cos'è che ha fatto? Adesso io lo dirò in una maniera forse un po', come si può dire, selvaggia, nel senso che lo dico in una maniera non appropriata. Io ho fatto con Mauro un po' di esercizio per usare dei termini corretti e non sbagliare. Poi però questa mattina sono venuta fuori con un'immagine perché mi sembrava così semplice, così chiara, e che lui non ama, non riconosce, perché quello che fa è molto più complesso. Però mi è piaciuto dire che Mauro di fatto lavora, è un artista visivo, lavora più come i pittori usano i colori. Ovviamente sono termini impropri nel lavoro di Mauro, però vi fa capire come questo artista abbia affrontato il materiale sonoro in una maniera diversa da quella di un compositore di musica. Lo ha, come dire, lo ha sentito, lo ha quasi visto, lui giustamente mi fa l'esempio di un artista come Rauschenberg. Insomma, chi di voi conosce il mondo dell'arte contemporanea non fa fatica a capire questo tipo di assemblaggio e questo tipo di ridisegnare e di mettere dentro le tracce che arrivano sia da un tempo quotidiano, quindi l'oggi, e sia però invece da un materiale che lui è andato a pescare nel passato. Allora, cos'è che ha fatto Mauro? Ha identificato per ogni orologio, che sono sul museo, questi che avete visto prima, per ogni orologio ha scelto un compositore che è legato a quell'epoca di quell'orologio e a quel luogo anche di provenienza dell'orologio. Ha selezionato delle cellule musicali, cioè ha selezionato dei frammenti musicali, li ha spezzettati ancora di più, li ha rimescolati, li ha in qualche modo ricomposti e li ha lavorati come se fossero tante cellule musicali, quindi lavorando con la ripetizione minimale. No? Questa è una delle cose che Mauro mi ha spiegato molto bene e la potete riconoscere se attraversate adesso la sua installazione sonora. Però l'ho fatto in una maniera totalmente libera, in una maniera totalmente fuori da qualsiasi schema ritmico, no? E questo lo spiegherai meglio, piuttosto dentro un flusso di energia che contraddistingue, insomma, queste composizioni che sentirete sul museo.
Io un'altra cosa che mi ha molto stupito e mi è piaciuta tantissimo è poi vi dico, lui lo spiegherà molto meglio di me, però quello che mi ha molto colpito è il fatto che lui utilizza o inserisce degli suoni armonici e li tratta, li lavora, li risuona in una maniera come se fossero dei suoni elettronici. Cioè, quindi c'è anche questa dimensione di una trasformazione e di una che sta nel suo voler risuonare questo materiale. Tant'è vero che Mauro si comporta nei confronti di questo materiale come un compositore che compone dal vivo, compone direttamente, perché lui su questo materiale registrato di musica, diciamo, per lo più francese del Settecento, che ha trattato in un certo modo, si inserisce con altri suoni, prendendo suoni che arrivano dal quotidiano. Sarà poi lui a spiegarlo meglio, ma mi raccontava appunto dentro c'è Babette che sta caricando l'orologio, spostando le lancette, ci sono i passi della persona nel museo e questo è un atteggiamento che noi del mondo contemporaneo riconosciamo molto bene, c'è questo rapporto con il tempo del quotidiano portato dentro il lavoro e l'opera d'arte, cioè vabbè, Cage, insomma in questo caso è lì, ecco. Però forse Mauro ci puoi spiegare meglio, se no come sempre la cosa migliore è andare poi davanti alle opere e vederle o ascoltarle, quindi diventa tutto molto noioso qua. Però Mauro invece che è l'artista ci illuminerà meglio. No, c'è da fare una piccola precisazione, no? Anche per capire da dove arriva il lavoro. Dovete pensare a me a 14 anni che ascolto contemporaneamente i Black Sabbath, John Cage, Carl Stockhausen e John Coltrane. E quindi questo mi ha creato veramente una apertura mentale e un ampio ventaglio di scelte, no? Quando mi è stata offerta la possibilità di fare questa installazione, ogni volta che mi si offre questa possibilità diventa una specie di sfida con il luogo, e questo deve essere, perché trovo ridicolo portare un mio lavoro all'interno di uno spazio quando questo spazio ha una storia ben complessa. Allora lì mi comincia a girare la testa e comincio a relazionarmi con il luogo. Cioè lavorare su questi 5 orologi è stato per me una cosa stupenda, nel senso che mi è subito cominciato a frullare in mente l'idea di lavorare sui suoni di ogni singolo orologio. Quindi sono venuto in fondazione, con Babette abbiamo cominciato a registrare. Sì, è un lapsus. A registrare i suoni, il caricamento, il ticchettio, il passare delle ore, no? Tutto quello che succedeva all'interno degli orologi, tutti i meccanismi e soprattutto l'ambiente circostante, che poteva essere il suono dell'aria condizionata, perché gli orologi in questo momento sono anche parte dell'ambiente, no? Sono andato a casa, ho cominciato a lavorare sui suoni e la cosa straordinaria che ho sentito era la parte finale del riverbero, no? del campanellino quando suonavano le ore. Ho cominciato a lavorare su questi suoni li ho manipolati, cambiati, li ho fatti in reverse in certi casi, ho cambiato il tempo, perché lavorando sull'orologio si può anche cominciare a cambiare il tempo, li ho accelerati o rallentati. E per ogni orologio ho scelto un compositore, come diceva Chiara, che era praticamente contemporaneo all'orologio. E un compositore però non era solo contemporaneo all'orologio, ma che in qualche caso aveva a che fare anche con la città, con il posto dove l'orologio veniva costruito. E anche in questo caso ho scelto, c'è un'ampia discografia, no? Ho scelto dei brani, dei pezzi che venivano sia da CD sia da trasmissioni radio o addirittura televisive.
ma questi pezzi hanno una durata enorme, nel senso che sono opere che durano anche 2 ore, 2 ore e mezza. Io ho scelto solo quei suoni che secondo me potevano, ripetuti, essere suoni con un sentore contemporaneo, cioè quello che mi interessava. Anche in questo caso ho fatto delle cellule ritmiche, ho creato dei loop e anche questi li ho manipolati, rallentati, no? Praticamente lo stesso procedimento che ho usato per i suoni degli orologi. E poi alla fine il mio metodo è che all'interno di questi banco suoni che ho, no? Io comincio a suonarli questi suoni, nel senso che in tempo reale sia i suoni manipolati sia i suoni reali vengono a loro volta manipolati e risuonati. Tanto per capire com'è il meccanismo e cosa andrete a sentire. Beh, se adesso poi andiamo su in museo a sentirlo e direi che è molto chiaro, insomma, la cosa. Bene.